Vicenza non si è sempre chiamata così. Una volta, secondo una leggenda, era Zimbria. E tutto cambia per una storia che sembra quasi un trucco. Roma sta crescendo, vuole diventare la città più potente e ordina a tutti i popoli di mandare uomini a costruire i suoi edifici. Tutti obbediscono, tranne uno, i cimbri. Si rifiutano, troppo orgogliosi. Poi cambiano idea, mandano un solo rappresentante, ma in ritardo. Arriva quando gli altri sono già a metà dei lavori. E qui succede qualcosa di strano. Non lavora di più, non costruisce meglio. Fa circolare una voce. Pagherà il doppio. Gli operai mollano tutto e vanno da lui. Nel giro di poco il suo palazzo è finito, prima di tutti. Passa il re di Roma, guarda quel palazzo, chiede: di chi è? Risposta: dei cimbri. E lì cambia tutto. Da oggi non vi chiamerete più così, sarete i vicentini, quelli che hanno vinto. Bella storia, ma probabilmente non è mai successa, perché il nome Vicenza potrebbe derivare solo da una parola antica che significa villaggio. Quindi la domanda è: questa è solo una leggenda o un modo elegante per nascondere che qualcuno qui ha sempre saputo come ottenere un vantaggio?